Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su PES 2013 Demus, la demo di PES. Vediamo un po' funzioni generali. Ok, vediamo un po' com'è sto gioco. Io ragazzi ho PES 2011, ho scaricato una patch che aveva proprio fatto uno in maniera amatoriale, che a pagamento 5 euro così. E cioè è una roba incredibile, tutte le leggende, Van Basten, Gullit, fatti perfetti. Infatti se ce la faccio un video così, insomma, faccio vedere il lavoro che ha fatto questo idolo, perché si è veramente ha cambiato PES. Sono gli inni. Cazzo. Cioè la FIFA ragazzi, se vogliamo un simulatore di gioco puro, a mio parere FIFA è il top. Questo è una via di mezzo, ti diverti con gli amici, a mio parere come kit delle magliette e facce forse è meglio PES, però ecco, forse in multiplayer, così se voglio di cazzeggiare, PES è più divertente. FIFA invece è proprio per i veri giocatori, quelli che vogliono giocare e farsi un culo così. Bene, andiamo. Graficamente mi sembra molto buono. Vai. Vai Marietto. Fallo, Astruzzu. Finora il primissimo impatto mi sembra buono. Vai Diamantone. Vai Diamantone. Molto rallentato ragazzi. Vai Noce. Nocerinus. Oh. Anche i portieri bisogna un attimo valutare, perché i portieri di PES 12, mamma mia, cioè delle pippe di proporzioni cosmiche. I miglioramenti, io sto notando dei grossi miglioramenti ragazzi, perché dalla prima partita mi sembra tutto più ragionato, movimenti un po' meno, insomma i soliti binari ci sono sempre un pochino, però mi sembrano un po' migliorati. Vedo che veramente non gioca a PES da una vita ragazzi. Dai Marietto, grande, Marchisietto, vai il piccolo principe, il principino, il cassa. Raul Meireles, Noce. Non ho capire i trick, cazzo, come cazzo. Aia, attenzione al del Postiga. Attenzione al Postiga. Ma porca puttana. Gol di Cristiano Ronaldo. Bello. Fanculo. Guarda quant'è che non gioco a PES. Vai Antonio. Vai Marietto. Bella Marietto. Vai Marietto, vai per diamanti. Ok. Corner. Vai Andrea. E vaffanculo però, Diamantone. Fatto bene Diamanti, dai. Vedi, una cosa che mi piace di PES, raga, sono le facce e le magliette. Secondo me l'atmosfera di FIFA è più bella, sicuramente sembra poi di essere allo stadio, tutto quello che volete, però secondo me le facce di PES, cioè il modo che ha fatto il giocatore mi piace di più. Cioè, magari una bestemmia, io ti dico, io ho fatto dal 90, bella Buffon, i portieri sono migliorati, dal 95... Sì, 96 quello che era il primo PES Deluxe, quello per Super Nintendo. Dal 96 al 2006 PES. Dal 2000, con la nuova generazione invece sono passato a FIFA anch'io.
Però PES secondo me questa cosa dei kit delle maglie e delle facce è superiore. Cioè la vedo così ragazzi, mi piace di più esteticamente. Anche se comunque gli stadi come sono fatti su FIFA, l'atmosfera, i cori, queste robe qua sono imparagonabili. Questo è poco ma sicuro. Secondo me un vero appassionato di calcio deve acquistare sia PES che FIFA. Questo è il mio pensiero. A parte PES 12 che veramente il 12 era una cosa, cioè i portieri, Mr. Bean. Tanti Mr. Bean c'erano in campo. Mamma mia che cesso. Aia Ronaldo. Vabbè che se perdo me ne sbatto i coglioni. Mi sto divertendo però, veramente. Primo tempo è andato. Second off. Ero curioso di vedere una squadra di club però più che le nazionali, sinceramente. Vabbè. Tanto il problema delle licenze con PES lo risolvi con tutte le patch amatoriali superbe, quindi quello non è mai un problema. Grande Marietto, peccato. Ecco, di solito io gioco senza gli indicatori delle potenze e cose che mi fanno proprio cagare. Vai Diamantone. Ah, peccato. Chiello. Rahul Cartellino giallo. Ora devo fare un video su PES 2011 con le leggende. È una patch di un certo Gilwes, roba del genere. Ma li metto anche il link del blog. No. Devo riprendere a giocare a PES per la serie. Vai cassa. Bellissimo. Porca trota schifosa. Però mi sta piacendo, Può essere una bella alternativa a FIFA. Quando voglio di giocare seriamente e di fare le nerdate online, tutta la vita FIFA, poi l'Ultimate Team o quanto. Quando invece voglio di divertirmi e creare la mia squadretta con tutti i miei amici e cazzeggiare, PES. C'è poco da fare. PES è divertente perché comunque fai cose incredibili, tiri da fuori superbi, robe così. Mentre FIFA è più tecnico e più tattico. Almeno io la penso così, ragazzi, dopo ognuno ha il suo parere. Secondo me, ripeto, tutti e due bisogna comprarli, quindi io la vedo così, sinceramente. Cioè, PES delle cose bellissime e FIFA delle cose bellissime, punto e basta. Cioè, io non sopporto le console, le guerre tra console, guerre tra giochi, cioè, non esiste. Uno, cioè, secondo me, un vero appassionato, chiaramente in base anche alle possibilità che ha, deve cercare di prendere tutto, per poter intanto giudicare tutto, in primis, e secondo avere l'ampia scelta. Cioè, non puoi fossilizzarti solo su una cosa, secondo me. Ecco, bella. Io la vedo così, ecco, cioè, è vero che da quando ho scoperto cos'è il PC, le console un po' abbandonate, però non per questo le denigro, comunque dico, fanno schifo, così colà. Semplicemente so che dei PC importanti come quello che ho io e tutto quanto, ti può dare delle prestazioni grafiche e tutto superiori, però la console ha di bello che metti il CD, sei a posto, devi installare, non c'è virus, non c'è un cazzo, vaffanculo Raul Mereles, capito? Quindi non bisogna mai prendere per partito preso, no questo fa schifo, no questo è bello, vai cassa, il talento di Barivecchia, Marietto sbaglia, ma c'è un po' di cazzo. Allora buttiamo Borini che mi faccia un casino, togliamo Marietto, Abate per Maggio e Giovinco per Diamanti. Ok. Peccato. Dai Cassano. Vai Antonio, pareggiamola. Diamanti. Bravo Antonio, vai Antonio. Numeraccio di Antonio. Peccato. È finita ormai. Vabbè raga, che dire, questa mini anteprima di PES 2013 mi ha convinto. Contando che siamo ancora in una fase, insomma, non di sviluppo non incredibile, perché sicuramente il gioco non è al 100%, sono soddisfatto.
PES finalmente ha cambiato direzione e si sta rifando. Raga, con questo video è tutto, alla prossima, ciao!